Buongiorno in diretta dalla redazione di Focus TG. Vediamo le notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Sono notizie che hanno pubblicato i giornali locali. Questo è il Gazzettino. Neonato muore a 9 mesi dopo, durante la vacanza in Turchia. La mamma: ho trovato Arian nel lettino privo di sensi, aiutateci a portarlo a casa. Una famiglia veneta straziata dal dolore. E la tragedia di Carlo, che è morto annegato a 6 anni. Niente bagno per rispetto della famiglia. A Cavallino Treporti, pediatri: un bimbo va sott'acqua in 20 secondi e in 3 minuti c'è l'arresto cardiaco. Quindi purtroppo la tragica fine di questo bambino che è sfuggito al controllo della mamma. La cronaca, si sta ancora parlando della morte del 17enne che aveva tentato di togliersi la vita nel carcere minorile di Treviso a poche ore dall'arresto, dopo aver seminato il panico a Vicenza. Dopo 2 giorni di agonia il suo cuore si è fermato. Dopo 2 giorni di agonia si è spento all'ospedale Cafoncello il 17enne tunisino che nella notte tra sabato e domenica aveva tentato il suicidio nel carcere minorile di Treviso. Nella struttura il giovane era stato portato da Vicenza, dove nel pomeriggio di sabato era stato protagonista di una serie di episodi che avevano seminato il panico nel capoluogo berico. Una rapina riuscita e una tentata ai danni di 2 anziani, un tentato scippo, la fuga con tuffo nel retrone, la rocambolesca arrampicata su un palazzo con irruzione in un appartamento dove si era barricato scaricando contro gli agenti di polizia un estintore. Alla fine era stato arrestato e trasferito al centro di accoglienza del carcere minorile di Santa Bona. Qui qualche ora dopo aveva tentato di impiccarsi. Soccorso dagli agenti di polizia penitenziaria che hanno immediatamente chiamato il medico della casa circondariale, era stato trasferito nella rianimazione del Cafoncello, dove si è spento. Il 17enne era giunto in Italia come minore non accompagnato e non si conoscono dettagli sulla sua storia. Sull'episodio la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire l'accaduto e capire se il tragico epilogo fosse evitabile. Il dramma del 17enne riapre la questione della situazione dell'istituto minorile di Treviso, che da tempo dovrebbe essere dismesso. Un dramma che tocca le coscienze di tutti, ma vorrei escludere le strumentalizzazioni politiche, dice il sindaco Mario Conte. Circa un mese fa sono andato personalmente in visita al carcere minorile ed effettivamente è una situazione in sofferenza. Devo altrettanto dire però che, confrontandomi sia col ministro Nordio che con il sottosegretario Ostellari, abbiamo avuto le rassicurazioni che entro fine anno quell'ala del carcere, cioè quella destinata ai minori, verrà trasferita interamente a Rovigo, quindi su una struttura nuova, accogliente e rigenerata. Il sindaco di Treviso è presidente dell'ANCI. Tante reazioni, tanti commenti dopo la notizia della morte del 17enne. Sentiamo quello della parlamentare del PD Rachele Scarpa. A 17 anni dovrebbe esserci ancora tempo per rimediare agli errori commessi, tempo per riscrivere anche un'intera esistenza, e il nostro Paese dovrebbe garantire gli spazi sicuri ed adeguati per effettuare davvero questi percorsi rieducativi, a maggior ragione quando si tratta di persone minorenni. Così doveva andare anche per Danilo, di 17 anni, che si è tolto la vita nell'istituto minorile della nostra città. L'emergenza delle carceri nel nostro Paese riverbera anche nella detenzione minorile, dove il sovraffollamento, la sempre maggiore politica di chiusura e in generale una mancanza di prospettive di reinserimento spesso gettano i detenuti nello sconforto. Deve creare in noi un profondo allarme questa morte, un profondo sconforto, e spero che possa nascere dal basso, anche da Treviso, che è la città originaria del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, un moto che chieda al governo di fare qualcosa su queste emergenze delle carceri. Nessuno dovrebbe morire a 17 anni tra le braccia dello Stato. Però quando si interviene è troppo tardi, perché sono giovani minori non accompagnati che arrivano, ne arrivano tantissimi, sono in qualche modo sostenuti dai comuni ai quali poi sono stati tagliati anche
anche i fondi e quindi si ritrovano abbandonati per la strada. L'importante sarebbe, come si dice spesso, inutilmente e continuamente fermare le partenze e interrompere questo traffico di uomini da parte degli scafisti. Andiamo al servizio di un ladro che ha simulato un accoltellamento. Sentiamo. Hanno provato a entrare da sopra, da quello che ho capito io. Si sono tagliati, si sono fatti male, non posso dire mi spiace, e se l'hanno beccato al pronto soccorso sono affari suoi adesso. Ci sono tracce di sangue ovunque nella zona dell'area 24 in via Silia a Castelfranco Veneto, segni che raccontano di una notte di follia, quella vissuta da un trentenne marocchino residente in zona che dopo essersi arrampicato sulla copertura di questo capannone e spaccando il vetro è precipitato all'interno di un ufficio. Non si esclude volesse introdursi nel vicino bar. Potrebbe essere, poi non si sa se era da solo o se era con altri, questo lasciamolo dire a chi di competenza poi, che starà sicuramente facendo le indagini del caso, insomma. E proprio i carabinieri stanno indagando. Di certo il trentenne, dopo la caduta ferito e insanguinato, raggiunge l'uscita usando un portone antipanico sul retro dei capannoni, luoghi che lui stesso pare conoscesse avendo lavorato in zona nel recente passato. Una volta all'esterno il marocchino pregiudicato viene soccorso dai ragazzi di una vicina sala prove. A loro racconta di essere stato investito. I presenti cercano quindi di soccorrerlo, ma lui poco dopo si dà nuovamente alla macchia. Comparirà più tardi, non si capisce come, nel vicino ospedale di Castelfranco, distante circa 3,5 km. Ha profondissime ferite alle gambe che spiegano il tanto sangue lasciato a terra. Ai sanitari riferisce invece di essere stato vittima di una violenta aggressione in centro, di essere stato addirittura accoltellato. I carabinieri però riescono in tempo record a ristabilire la verità, denunciandolo per tentato furto aggravato e simulazione di reato. Che almeno paghi quello che deve pagare, ma come sapete siamo in Italia, non si sa. E 4 giovani sono stati denunciati per il furto e i danneggiamenti all'osteria Senz'Oste a San Pietro di Barbozza in Valdobbiadene. Domenica, sempre nella famosa location delle colline dell'UNESCO, era stato arrestato in flagranza di reato un altro giovanissimo ladro. Non più tardi di domenica sera i carabinieri avevano preso con le mani nel sacco un giovane ladro che aveva appena rubato nel magazzino dell'osteria Senz'Oste a Valdobbiadene. Oggi i carabinieri hanno denunciato altri 4 giovani con l'accusa di furto aggravato in concorso in relazione ad un altro episodio verificatosi nella celebre struttura nel cuore delle colline UNESCO lo scorso 15 luglio. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, i 4, 3 ragazzi italiani di 24, 20 e 21 anni ed una ragazza marocchina di 18 avevano danneggiato 2 distributori automatici dell'osteria rubando denaro ed alcolici per circa 500 euro complessivi. Ma a suscitare amarezza c'è soprattutto il danno alle strutture, i distributori automatici installati dal proprietario Cesare De Stefani dopo le note vicissitudini che avevano coinvolto l'osteria quando c'era la cassettina per l'offerta libera. Le macchinette per la distribuzione automatica di formaggi, salumi e altre tipicità del territorio, come gli erogatori del vino, consentono agli avventori di usufruire liberamente di questo luogo meraviglioso, ma sono costose ed il danno provocato dai ladri, che ne hanno messo 2 fuori uso, va a detrimento anche di tutti coloro che amano trascorrere qualche ora tra le colline, patrimonio dell'umanità. E torniamo sulle spericolate imprese dei bulli in bicicletta che creano davvero molti disagi all'interno del centro storico. C'è l'esasperazione dei residenti e anche dei ristoratori. Come mi hanno detto le forze dell'ordine, evitiamo reazioni inconsulte. Stiamo calmi, perché sennò passiamo dalla parte del torto. Alessandro Vendramini è il referente dei residenti del centro storico e animatore di un gruppo WhatsApp che ormai ribolle di segnalazioni sui bulli in bici che ormai da tempo, forse più di un anno, spadroneggiano a Montebelluna. I loro video sui social raccontano di manovre pericolosissime, illegali, sempre sul filo. Non ci sta, no.
Il sindaco Adalberto Bordin nelle scorse ore ha espresso l'intenzione di incontrare loro e i genitori annunciando un giro di vite, ma l'impressione generale è che si sia superato il segno, non è più solo una questione di rispetto di codice della strada. Nel fine settimana scene da Far West si sono registrate in Corso Mazzini all'esterno di un noto ristorante. Mio marito era qui seduto, qui dove sono io adesso, col calice in mano, con altra gente fuori, i nostri clienti che stavano mangiando. E sono passati, l'hanno sfiorato, l'hanno graffiato e poi sono scappati. Mio marito li ha ripresi chiamando, dicendogli classico solo sta attento, e lì si è scatenato l'inferno con insulti, parole, offese a noi, offese ai clienti che erano qua, passando e ripassando, minacciando tutti, ma con offese molto molto pesanti. Minacce e aggressioni verbali si stanno susseguendo in altre zone della città. I protagonisti, quasi tutti minorenni, anche se il capobanda sarebbe un 19enne. La composizione della gang, raccontano sempre i residenti, è variabile nel numero, così come le provenienze. Italiani, possono essere albanesi, rumeni, marocchini, un po' di tutto. Un po' di tutto. Ringraziamo le forze dell'ordine, il comandante dei vigili, dei carabinieri, la Polstrada di Castelfranco, il sindaco, l'assessore allo sport, ma loro si sentono sopra la legge. Lo stesso Vendramini, all'inizio di tutta questa storia, aveva tentato il dialogo con la banda e si era interessato a trovare degli spazi con il comune, pure dei caschetti di protezione, ma non c'è stato nulla da fare. In centro, tra i titolari dei locali, il dibattito sul rapporto giovani e sicurezza è quanto mai aperto. È una questione educativa dove i genitori dovrebbero essere più presenti e seguire di più i propri figli. Anche se li prendono, domani comunque non succede niente, se il genitore non rieduca a casa non servono a niente. Noi cerchiamo di lavorare con ragazzi giovani. Nostra ricetta, che possiamo chiamarla così, è rispetto per rispetto. Quindi se tu mi porti rispetto avrai tutti i diritti di essere trattato come un cliente vero. Sono anni che succede, ma comunque qua noi cerchiamo sempre di calmare. Se devono fare le loro discussioni, per favore fuori. Noi stiamo lavorando, vogliamo avere un ambiente bello, rispettoso, in cui tutti i clienti possono sentirsi a loro agio, e bene così. Andiamo in diretta adesso a Salgareda da Christian Arboid e da Simone Merlo per la parte tecnica, perché una ragazza ha colpito con un cacciavite il suo ex. Pare che ci sia di mezzo anche una storia di foto osè. Tutti i particolari dal nostro inviato Christian Arboid. A te, Christian. Buongiorno direttore, buongiorno da Salgareda con Simone Merlo. Siamo in via Soldati, a pochi metri dal luogo dell'aggressione. Questo è il parco pubblico dove ieri sera c'è stata la lite e poi l'aggressione. Questa ragazzina minorenne di cui parlavi te ora è indagata formalmente per lesioni gravi. Vittima è l'ex fidanzatino 17enne, entrambi sono di origine nordafricana. Il primo è residente a Ceggia, la seconda qui del posto, nata a Treviso. Il luogo dell'aggressione è questo, davanti al cancello di questa abitazione privata. A terra ci sono ancora dei segni, 2 i colpi che sono stati inferti sul corpo del giovanissimo da parte della ragazzina, che con ogni probabilità ha utilizzato un coltellino che poi è stato ritrovato qui poco distante oltre il parco ieri sera, sempre dai carabinieri che stanno indagando e che in queste ore stanno sentendo anche altre testimonianze, perché con questi giovanissimi c'erano anche altri ragazzi. Resta da capire se i 2 si siano dati appuntamento o se alla base vi sia una sorta di spedizione punitiva. Qualcuno che ha riferito alla ragazza che l'ex fidanzato si trovava qui in questo parco con degli amici. Sullo sfondo queste foto osè che il ragazzo avrebbe diffuso. Il condizionale è quanto mai d'obbligo sui social network, quindi poi scatenando
colpito l'ira di questa ragazzina. Qui con me c'è il sindaco Andrea Favaretto, il sindaco di Salgareda, che ha un messaggio molto potente da lanciare. Prima però, direttore, ti farei sentire la testimonianza di Simone, un residente qui della zona, il primo che ha portato soccorso ieri sera a questo ragazzo. Ieri sera, 17 ore fa, con Simone Merlo eravamo qui, abbiamo raccolto le varie testimonianze, su tutte questa di Simone, che ha portato anche gli asciugamani. Insomma, sentite le parole di questo residente. Ho sentito i ragazzi che stavano urlando qua e siamo usciti, il ragazzo l'altro era pieno di sangue qua, che l'ha coltellato una ragazza, da quello che ho capito io. L'abbiamo aiutato con quello che c'era la possibilità, abbiamo chiamato 112, sono arrivati tutti quanti a dare l'assistenza. Quindi questo ragazzo era un ragazzo molto giovane? 17 anni, da quello che ho capito. Perché ci hai parlato mentre lo soccorrevi? Sì. Quindi lui era qui davanti disteso? Sì, l'abbiamo disteso noi là, perché io l'ho trovato qua davanti alla porta. Davanti al tuo cancello? Sì. Quindi tu l'hai trovato davanti al tuo cancello, poi lo avete soccorso, lo avete disteso là per prestargli le prime cure? Sì, sì. E la ragazza c'era anche lei oppure si era già là? No, sono scappati via tutti quando è successo. Sono rimasti i 2 ragazzi dei suoi amici e basta, gli altri sono scappati. E tu cosa hai fatto? Niente, li ho portato di asciugamani per coprire, per tamponare le ferite. E abbiamo aspettato che arriva il soccorso per dare la mano. Non so, ho sentito loro che forse sapevano che era, tra di loro parlando là, perché erano tutti in panico. Questi ragazzi frequentano normalmente il parco qua? Ma sempre là, stanno là a giocare, a cantare. Poi ci sono anche altri che si radunano qua di notte e di sera. Deve avere un po' più controlli o di solito è normale, una situazione normale? Ma affinché non fanno rumore, non ci danno fastidio, non c'è nessun problema. Quindi oggi si è superato il segno, diciamo, si è superato il limite. Sì. Comunque il ragazzo, da quello che ho capito, erano tutti venuti qua per la festa, non era neanche del posto. Era di Cege, perché dopo è passato suo papà che ci ha ringraziato, che le abbiamo passato il papà la mano, sì. E ci aveva detto che non è anche del posto, non capiva come poteva succedere proprio. Abbiamo fatto i corsi di pronto soccorso, di tutto quanto, perciò eravamo in qualche maniera preparati, diciamo, nel senso preparati. Dove era ferito? Sul petto e sulla mano, sul braccio. Ferito il petto, ma adesso io non sono un'esperta. Non mi è sembrato che erano tanto profondi le ferite, nel senso... C'era un coltello, un cacciavite? Non so, loro urlavano che mi hanno coltellato, ma cos'era non so. E questo coltellino era appunto poco distante dove vi abbiamo indicato prima. Riepilogando, la ragazza ora è indagata per lesioni gravi, il ragazzo è fuori pericolo di vita. Questo è il quadro, si stanno sentendo altri testimoni, perché come avete capito c'erano anche altre persone, altri ragazzi qui nel parco pubblico di Via Soldati. Sindaco Favaretto, lei vuole lanciare un messaggio. Sì, è quello di arrivare alla verità, assolutamente. Quindi spero tanto che i carabinieri e la magistratura vadano a fondo veramente dell'evento, perché siamo molto preoccupati per questi ragazzi che risolvono le loro questioni in modo così cruento e violento, e addirittura con il pericolo anche di poter uccidere qualcuno. Ecco, questo non deve, per quello che possiamo fare noi, non deve accadere. Insomma, dobbiamo essere testimoni tutti quanti verso questi ragazzi, di aiutarli in modo che si formino queste strutture sociali in modo da poterli aiutare. Però onestamente abbiamo bisogno di grande collaborazione da parte delle famiglie, i genitori che siano molto presenti, che aiutino questi ragazzi. Questo è l'augurio che faccio per quanto riguarda dal punto di vista amministrativo, però
vorrei che veramente carabinieri e magistratura vadano a fondo della situazione. Se questa ragazzina è stata aiutata da qualcuno, che si venga a sapere chi è stato, cosa è successo. Spero che il ragazzo stia meglio ovviamente e che parli, soprattutto dica quello che è successo, che venga fuori la verità. Ecco, questo è importante. Grazie Sindaco, messaggio forte e chiaro, e con questo messaggio forte e chiaro del Sindaco Andrea Favaretto, direttore, ti restituisco la linea da via Soldati a Salgareda con Simone Merlo. Grazie molto a Cristian Arboit. Adesso andiamo in diretta a Roncade, il paese in cui vive la famiglia del bambino di 6 anni che era scomparso ed è stato poi ritrovato morto in fondo al mare a Cavallino a Treporti. Andiamo da Daniela Sizia e dall'operatore Michele Zanetti. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo a Roncade e qua i genitori si sono chiusi nel dolore, stanno aspettando il nulla osta del magistrato per poter dare l'ultimo saluto al loro bimbo Carlo di 6 anni, nulla osta che ancora non è arrivato, quindi ancora non sono stati fissati i funerali qui a Roncade. Davvero tanti messaggi di solidarietà alla famiglia. Io sono con il sindaco Marco Donadali. Sindaco, intanto buongiorno e grazie. Buongiorno. Diceva tantissimi messaggi che arrivano anche qua in comune per questa famiglia. Tanti messaggi di solidarietà di molti cittadini che vogliono esprimere la loro solidarietà, il loro aiuto, messaggi che ho recapitato anche alla mamma questa mattina, che ho avuto modo di andarla a trovare. Ho aspettato un paio di giorni prima di andarla a trovare perché sono ore, capiamo che sono ore particolari, e ho portato la vicinanza e l'abbraccio di tutta la comunità roncadese. Lei è appunto andata a trovare la mamma, intanto come sta, per quel che si può ovviamente, in questa tragedia? Ovviamente come ho detto prima, sono ore difficili. La perdita di un figlio è un qualcosa di straziante. La mamma quello che chiede è adesso di stare tranquilla, di poter stare con l'altro figlio e stare tranquilla in queste ore e momenti difficili. Ecco Sindaco, una volta che sarà fissato il funerale ci sarà il lutto cittadino? Proclameremo il lutto cittadino per quella giornata, sarà presente ovviamente la nostra amministrazione. Mi sono sentito anche con il sindaco di Cavallino, sarà presente anche una rappresentanza del comune di Cavallino Treporti, e il quale sindaco mi ha espresso anche lui la vicinanza e il supporto di tutte le associazioni del territorio di Cavallino Treporti e di volontari. Quindi i messaggi ricevuti sono veramente, veramente tanti. Grazie Sindaco. E sul fronte giudiziario, lo ricordiamo, è aperto un fascicolo a carico di ignoti, ma vediamo che cosa sta accadendo proprio sotto il profilo giudiziario. Non ci sono indagati né ipotesi di reato nel fascicolo aperto dalla Procura di Venezia. Il pubblico ministero dovrebbe decidere in queste ore se disporre o meno l'autopsia sul corpo del piccino. Le indagini da parte delle forze dell'ordine intanto continuano per accertare cosa sia accaduto in quegli istanti fatali quando Carlo è entrato in acqua ed è sparito fra le onde. Si stanno ricostruendo attraverso le testimonianze dei turisti e dei bagnini quei minuti terribili quando la mamma Dana ha urlato per chiedere aiuto. I genitori distrutti si sono chiusi nel dolore, abbracciati da parenti ed amici. Il funerale del piccolo Carlo sarà celebrato dopo il nulla osta da parte della magistratura. 2 comunità, Roncade e Cavallino Treporti, unite da una tragedia che ha sconvolto tutti. La dirigente dell'Istituto Comprensivo di Roncade, la scuola del piccolo, ha incontrato la mamma per portare una parola di conforto e di vicinanza della scuola alla famiglia. Come scuola e come comunità scolastica unita siamo molto vicini alla famiglia, il papà e la mamma del piccolo Carlo e a tutta la famiglia. Sarà un nostro impegno, perché il senso della scuola in questo momento è proprio la vicinanza tra di noi, l'empatia, l'amore, la disponibilità, la solidarietà, il rispetto.
per tutto quello che è avvenuto, che è una cosa tragica. La voce, rotta dall'emozione, si incrina ricordando questo bambino solare e pieno di vita. Sarà un nostro impegno ricordarci e non dimenticarci di Carlo anche per il futuro. Abbiamo in mente delle iniziative che vorremmo porre in essere proprio per non dimenticarci mai di lui. La scuola ha organizzato un incontro online per i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia di San Cipriano, i piccoli compagni di Carlo, per l'elaborazione del lutto, mentre la raccolta fondi promossa da alcune amiche della mamma di Carlo ha raggiunto in un giorno e mezzo 20.000 euro, quasi 1.000 le donazioni, segno della solidarietà e della vicinanza di tante persone. A Cavallino Treporti, nella spiaggia dove è avvenuta la tragedia, rimane quel silenzio surreale e il via vai dei turisti che lasciano lungo questa barriera di scogli un pensiero, una candela od una preghiera, e i bagnini sconvolti che guardano quel mare che si è portato via per sempre il piccolo Carlo. E poi ci sono le parole strazianti proprio dei volontari del soccorso che per tutta la notte, quel giorno e per tutto il giorno hanno cercato il piccolo Carlo e hanno voluto scrivere una lettera che poi hanno postato sui social. Caro Carlo, oggi il mare ti ha portato via. Avevi 6 anni e la vita davanti. Un'età in cui si dovrebbe pensare a correre sulla sabbia, non a fermarsi per sempre. Ti abbiamo cercato con il fiato corto e le mani tremanti. Abbiamo sperato fino all'ultimo secondo che tu fossi ancora lì. Inizia così una lettera postata sui social dai volontari della Croce Verde di Cavallino Treporti. Parole scritte con il cuore in mano e la disperazione di una tragedia troppo grande da accettare. Uomini e donne che erano lì ed hanno operato giorno e notte nel disperato tentativo di riportare Carlo fra le braccia della mamma. Ma purtroppo il destino ha voluto diversamente. Quando ti abbiamo trovato, il silenzio ha gridato più forte di qualunque sirena. Non esiste preparazione per questo, non c'è corazza capace di proteggerti. Quando ad andarsene è un bambino, restano solo domande senza risposta e un dolore che non ha nome. Il silenzio assordante di un dramma che ha sconvolto e stravolto tutti. Rimangono quelle immagini di un mare illuminato dai fari dei mezzi di soccorso e dalle centinaia di persone in divisa, ma anche semplici turisti, insieme uniti nello stesso abbraccio. E restano indelebili queste parole dedicate a Carlo dai soccorritori. A te, Carlo, che oggi hai smesso di giocare troppo presto, e a chi è venuto con la divisa addosso, con gli occhi lucidi sulla riva, provando con tutto se stesso a riportarti a casa. Ci ha insegnato, senza volerlo, che certe ferite non si chiudono, ma che si può almeno non farle portare da soli, perché oggi il dolore della tua mamma è diventato un po' il nostro. Direttore, un'ultima domanda al sindaco. Sindaco, ovviamente ci saranno iniziative, ovviamente queste più avanti, quando la situazione sarà un po' più, se possibile, tranquilla, iniziative a favore della famiglia. Sì, noi abbiamo espresso la nostra vicinanza, ovviamente per il futuro, per qualsiasi cosa abbiano bisogno, l'amministrazione e la comunità roncadese c'è. Direttore, da Roncado è davvero tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizzia, grazie al nostro operatore, grazie anche al sindaco Marco Donadella, grazie molte. Allora vediamo dal giornale di Vicenza una notizia: precipita col pick-up per 50 metri, grave il gestore del rifugio Papa, è successo a Valli del Pasubio. Ci spostiamo adesso in diretta a Belluno da Tiziana Borognani con il nostro operatore Stefano Bozzi, perché si è parlato del rischio chiusura addirittura della tratta ferroviaria di Ponte nelle Alpi Calalzo, notizia che era stata smentita tra l'altro dall'assessore ai trasporti De Berti, ma c'è preoccupazione per il futuro di questa linea ferroviaria. Grazie a te, Tiziana. Grazie direttore, buongiorno. Con Tommaso Migot mi trovo in località Malvan, siamo sul Nevegal, Colle Bellunese, ospiti del buon ritiro del presidente di Confcommercio Belluno Dolomiti, che ringrazio, Paolo Doglioni, e con il presidente Doglioni facciamo un ragionamento su questo allarme che si sta rincorrendo da qualche giorno, come hai ben detto, già smentito
dall'assessora regionale alle infrastrutture Elena De Berti, ma anche dal senatore calaltino Luca De Carlo, e che vorrebbe un ridimensionamento della tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi Calalzo, che è fondamentale e sulla quale per l'appunto si sta investendo. Presidente, lei come sta vedendo, da osservatore chiaramente, ma anche da tecnico, come sta vedendo questa situazione? Ma io la vedo bene, perché il senatore De Carlo è stato sindaco di Calalzo, conosce i problemi, e lui, se ci rassicura, io spero che sia proprio così. La De Berti poi mette un altro asso in questo. È chiaro che avremo delle difficoltà, perché le manutenzioni non fanno la quotidianità, però dopodiché noi avremo un sistema molto più agile. A Belluno arriva la elettrificazione e molte volte io l'ho detto, se per andare a Venezia ci fosse un'ora di tempo in treno, nessuno più prende la macchina, o Padova, e quindi un decongestionamento delle autostrade, un risparmio economico e un interesse anche per i turisti che vengono nel nostro territorio. Ho detto molte volte che il nostro territorio, ahimè, è chiuso fra due regioni a statuto speciale. Noi abbiamo bisogno di un'uscita a nord. Qualcuno dice no autostrada, bene, chiamiamola sentiero di montagna veloce, ma in qualche maniera dobbiamo farlo. C'è questa, ha ragione il presidente Doglioni quando dice che un modo, un sistema per dare un senso alla mobilità di tutta la provincia bellunese bisogna trovarlo. Rete Ferroviaria Italiana però lo ha scritto nei suoi piani. La chiusura della tratta già da questo settembre sino a dicembre, poi ancora dopo le Olimpiadi da metà marzo più o meno fino a giugno, e poi di nuovo da settembre a dicembre. Quindi il rischio che viene paventato soprattutto perché l'allarme nasce da chi lavora sopra i treni, dal personale, e quindi l'allarme è che la rete ferroviaria italiana voglia depotenziare questa linea e trasferirla alla sua consorella Treni Turistici Italiani per rendere questa linea di fatto un servizio meramente turistico. Questo però non può andare bene per chi vive in montagna. Assolutamente no. Io rappresento a livello nazionale le politiche della montagna di Confcommercio. La montagna è un'opportunità, ma abbiamo bisogno di servizi continuativi. Il turismo va bene, ma la gente ci deve abitare, e per abitare ha bisogno di servizi, di tutti i servizi. Ho capito che questi servizi non hanno una massa critica interessante, ma se vogliamo far vivere la montagna nell'interesse nazionale, a questo punto dobbiamo dare servizi. Ecco, mi pare che non abbia bisogno di ulteriori commenti questa chiosa del presidente di Confcommercio, ed è la rappresentazione anche del sentiment di chi vive in montagna con le difficoltà che naturalmente ben conosciamo. Direttore, da Belluno è tutto, ti restituisco la linea. Grazie. Allo studio. Buon Ferragosto a tutti voi. Grazie molte, grazie Tiziana Bolognani, Stefano Bozzi da Belluno. Vediamo una notizia dall'Arena di Verona, sempre ancora incidenti stradali. Vedete un bracciante 31enne indiano è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre si stava recando al lavoro nei campi. L'incidente è avvenuto tra Villa Fontana e Raldonna, lungo la strada provinciale che porta a Verona. Il giovane è morto per i gravi traumi riportati nello scontro, vani i soccorsi dei sanitari del 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Ancora un collegamento in diretta grazie alle nostre truppe, ai nostri inviati. Andiamo a Musile di Piave, dove c'è lutto, cordoglio per la morte di un bambino che era in vacanza con la famiglia in Turchia. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi con Alberto Pivetta per la parte tecnica. Vai.
È una di quelle notizie, direttore, che non avremmo mai voluto darvi, una famiglia in vacanza, il mare, la Turchia, la spensieratezza e poi il dramma, l'incubo, una morte orribile. Muore un bambino di 10 mesi, muore il bambino che era in vacanza con i genitori, con mamma e papà, che erano partiti da qui, da Musile di Piave, per una vacanza. Una morte ancora avvolta nel giallo, non si sa quali siano state le cause che abbiano portato al decesso del piccolo, con i genitori che sono ancora lì in Turchia, che lanciano uno straziante appello: aiutateci a riportare nostro figlio a casa. Il bambino, il feretro del piccolo, bloccato lì in Turchia per questioni burocratiche. Con noi c'è il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, che sta raccogliendo anche in questi momenti, in queste ore drammatiche, il sostegno della comunità di Musile di Piave. Nel frattempo infatti è partita una raccolta fondi per dare un aiuto concreto alla famiglia. Sindaca, una notizia che arriva a poche ore di distanza dall'altra tragedia, quella del Cavallino, con la morte del piccolo Carlo. Sì, sembra un'estate particolarmente, difficile da accettare proprio per questi giovani morti, che avvengono in un momento che dovrebbe essere spensierato e felice, come è quello della vacanza in famiglia. Questa morte ci ha colpito più che altro perché, innanzitutto perché, l'ha detto anche lei, non si conoscono ancora i motivi di questa tragedia, e poi perché, appunto, trovandosi in un paese straniero qual è la Turchia, diventa ancora più difficile svolgere quei tristi commenti che seguono ad una morte. Quindi io ho sentito ieri sera la madre proprio per cercare di capire cosa possiamo fare, ma si tratta solo di una burocrazia turca, cioè sono documenti che devono essere preparati lì. Pare che stamattina le cose stiano evolvendo un pochino più velocemente, che quindi questo famoso passaporto mortuario per il trasporto del feretro sia pressoché pronto. Non partirà stasera il bambino, ma a quanto pare tornerà alla famiglia, e poi nei prossimi giorni, tra lunedì e martedì, dovrebbero riuscire a rimpatriare la salma. Ecco, Sindaca, in questi momenti così drammatici ci si accorge dell'importanza della comunità. La comunità non è soltanto strade, case, ma è proprio un gruppo che si unisce, e concretamente anche nel dolore, nel dramma anche di questa famiglia. Quanto è conosciuta questa famiglia qui a Musile di Piave? La famiglia non è molto conosciuta qui a Musile, ma è più conosciuta a San Donà, perché si sono trasferiti da poco qui a Musile. In ogni caso, a prescindere dalla residenza, è un fatto che colpisce nel profondo, perché si tratta di un bambino, e quindi è chiaro che ciascuno di noi si sente in qualche maniera coinvolto da questa vicenda. La comunità di Musile è comunque una comunità da sempre coesa e sempre disposta ad aiutare, quindi anche in questo caso sono certa che chi vorrà farà qualcosa, ma saranno sicuramente in tanti. Ecco, Sindaco, lei è a conoscenza del fatto che oltre alla raccolta fondi ci siano altre iniziative a sostegno della famiglia, o se si pensa anche con la comunità di San Donà di Piave, di dove è originaria comunque una parte della famiglia dei due genitori, di fare qualcosa? Ma al momento non c'è stato nemmeno il tempo di sentirsi con San Donà per capire cosa fare. La mamma ha detto che, a parte questo rimpatrio, non hanno bisogno di nulla, ma sicuramente gli staremo vicini, e quello che possiamo fare lo faremo. Io gli ho detto che siamo a disposizione per qualunque cosa, al mio numero, che mi chiami, e cercheremo di aiutarli a superare questo triste momento. Ecco, direttore, una vicenda avvolta nel giallo per quanto attiene le cause della morte del bambino. Inizialmente circolava la notizia che il piccolo avesse 6 mesi, poi adesso è emerso che il bambino è un po' più grande, aveva 10 mesi, per quanto comunque sempre piccolo. Si era detto inizialmente che il bimbo fosse morto nel letto con i genitori, tra la mamma e il papà, poi è emerso invece, sembrerebbe,
bebè che sia stato trovato con il viso pieno di ecchimosi o comunque con il viso gonfio. Sindaco, sa qualcosa mi di pare più? Non tanto ecchimosi quanto delle chiazze. Adesso non so l'origine e la causa di queste macchie, di queste chiazze, ma chi lo sa, magari potrà essere un'allergia. Insomma, sentiremo, so che hanno fatto l'autopsia e quindi capiremo quali sono state le cause. Diciamo che quello che più ha colpito è che c'è stato, da quello che ha detto la madre, un ritardo del soccorso a questo bambino. I primi a soccorrere sono stati infatti altri turisti che erano lì nella struttura alberghiera dove si trovavano. Ecco, io mi sento di dire questo, e chiaramente non vuole essere né un monito né anzi ma un consiglio. A mio avviso, quando si hanno bambini piccoli magari è meglio andare in posti dove anche l'emergenza sanitaria viene gestita più velocemente. Se è vero, come è stato scritto, che ci è voluto molto tempo prima che arrivassero i sanitari, poi si sa, le disgrazie purtroppo se devono succedere succedono, però insomma io so che qui, ad esempio qui da noi, c'è un servizio sanitario d'eccellenza in tutte le nostre località balneari e in tutti i nostri paesi, quindi forse a volte bisogna pensarci un po' di più, premesso che, ripeto, sono cose che succedono, poteva succedere anche qua. Ecco, questo è il messaggio del sindaco Silvia Susanna di Musile di Piave, che lancia alla comunità e non soltanto. Comunità che, come diceva anche lo stesso sindaco, si sta preparando ad accogliere il rientro a casa del piccolo per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Da Musile di Piave è tutto. Grazie ad Anna Maria Parisi, Alberto Pivetta, ovviamente alla sindaca Silvia Susanna. Nella chiesa di Loreggia l'addio ad Andrea Brugnaro, l'uomo morto in moto sabato scorso a pochi chilometri da casa. A novembre scorso la famiglia aveva detto addio anche al fratello Michele. A Loreggia per noi Chiara Gaiani con Federico Cibotto. Erano in tantissimi nella chiesa di Loreggia per l'ultimo saluto ad Andrea Brugnaro, il 47enne morto sabato scorso ai confini tra Loreggia e Resana in un gravissimo incidente con la sua moto. Sulla folla presente pesava come un macigno il grande dolore della famiglia di Andrea Brugnaro, che solo 9 mesi fa, il 2 novembre, aveva perso un altro fratello, Michele, di 31 anni. Davvero grande il dolore di mamma Ornella. Il papà Maurizio piange a casa, non era presente con i fratelli di Andrea, e poi la moglie Alice con i 2 figli. È stata proprio la moglie a salutare Andrea, commossa, dicendogli vola in alto, e poi il ricordo di un'amica e di una cugina di Andrea che hanno voluto proprio raccontare a tutti la grande bontà di questo uomo, che era grande ma tanto buono, sempre pronto a dare un aiuto a chi ne aveva bisogno, sempre pronto anche a trovarsi con gli amici per far festa, e al suo arrivo il Comesea, come stai, come state, un Comesea, come state, che veniva davvero dal profondo. Ha provato a portare una parola di conforto alla famiglia il parroco di Loreggia, Don Antonio Cusinato, che ha proprio cercato di dire: nei vostri cuori ci sono tanti perché, questi perché possono trovare una risposta solo nella fede, e per questo nel Vangelo proposto durante l'omelia del Vangelo vissuto pregato è stato quello della morte e risurrezione di Lazzaro. Ecco, al termine il corteo si è sciolto, in tanti hanno voluto portare il loro ultimo saluto alla famiglia, il loro segno di conforto, un abbraccio. Poi la salma di Andrea riposerà nel cimitero di Loreggia. Grazie alla nostra inviata Chiara Gaiani. E oggi alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Vendemiano i funerali di Mattia Sacconi, il 20enne morto 2 notti fa nello schianto in moto in via Manin dopo aver urtato la Vespa con in sella un amico. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità. Appassionato di motori e di Formula 1, stava per partire per Edimburgo per seguire un corso di inglese.
Andiamo a Trieste dai nostri colleghi di Tele4 perché questa notte all'alba, questa mattina all'alba, è scoppiato un incendio in un palazzo di 7 piani. Ad appiccare il fuoco un uomo che aveva litigato con la convivente, che è stato poi fermato dalle forze dell'ordine. Il ragazzo nel frattempo era difficile tenerlo calmo perché continuava a urlare, c'era sempre più fumo nero, era irrespirabile dalla parte mia, quindi non immagino da lui, e minacciava di buttarsi di sotto, giustamente, perché aveva paura. Da un appartamento al quinto piano dello stabile di via Revoltella 10, che questa mattina erano le 4, si è consumata quella che poteva essere davvero una tragedia. In realtà la ricostruzione dell'accaduto, una volta concluse le operazioni di spegnimento, ha rivelato una storia, se vogliamo, ancora più drammatica. Sembra, secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri intervenuti sul posto con una pattuglia della stazione della vicina via Tominz, che all'origine dell'incendio, sviluppatosi in un appartamento al quinto piano, vi fosse stata una sorta di vendetta da parte di un uomo nei confronti della convivente. Tant'è che l'uomo, una volta ricevute le cure mediche necessarie, verrà posto in arresto. La donna era infatti riuscita a scendere in strada portando con sé il gatto. Ma torniamo al racconto di Valentina Caligaris, che abita nello stabile di fronte e che per prima ha chiamato i soccorsi. Io ho sentito improvvisamente urlare aiuto, avevo la finestra aperta, mi sono precipitata alla finestra ovviamente. E ho visto un signore che aveva già un panno sul viso che urlava aiuto, aiuto. Giù qua in strada davanti al portone c'era una ragazza che era letteralmente sotto shock, poveretta, non riusciva neanche a trovare le chiavi nella borsa. Per fortuna io ho sempre l'app sul telefono, quella del 112, che consiglio a tutti. Schiacci, in un secondo ti mettono in collegamento e hanno mandato 4 camionette dei pompieri, carabinieri, ambulanza, automedica, di tutto. E quindi niente, poi sono arrivati i pompieri, l'hanno tirato giù immediatamente. E il ragazzo povero non faceva fatica veramente a respirare, l'hanno messo nel cesto, nella camionetta, non so come si chiami, ecco, e l'hanno portato giù. E dopo hanno evacuato altre famiglie con i cani sempre nel cesto e tanti anziani che poveretti erano bloccati in casa. Nell'appartamento aveva preso fuoco anche il contatore del gas degli altri alloggi dello stabile. Al termine delle operazioni di bonifica e della messa in sicurezza dell'alloggio andato a fuoco e dell'intero condominio, si è proceduto con la verifica dell'assenza dei gas residui della combustione. Gli abitanti dello stabile, circa 30 le persone evacuate, hanno atteso in strada che i vigili del fuoco dessero loro il nulla osta per rientrare in casa, cosa avvenuta verso le 7 di stamattina. Nel frattempo il tratto di via Revoltella è stato riaperto al traffico e stamani solo un occhio attento riusciva a scorgere i segni di quanto accaduto poche ore prima. Servizio di Umberto Bosazzi della nostra redazione di Trieste, vediamo anche altre reazioni. Passata la grande paura dopo l'incendio di questa notte, chi abita nel condominio di via Revoltella 10 o negli altri stabili che si affacciano lungo la strada aiuta a ricostruire l'accaduto e conferma l'ipotesi al vaglio degli inquirenti, ovvero che la causa del rogo sia da attribuirsi ad una ritorsione da parte di un uomo nei confronti della propria compagna. Io pensavo che è successo fuori in strada, non sapevo che era in casa, ecco. Il tutto sarebbe da attribuire ad una lite iniziata in strada e degenerata rapidamente. Stavamo dormendo, a un certo punto abbiamo sentito prima le grida di una donna qua, ci siamo affacciati e abbiamo visto che la donna diceva lasciami, lasciami, lasciami. Però poi è finita lì, siamo ritornati dentro, dopo 10 minuti abbiamo sentito le sirene. Ci siamo affacciati e abbiamo visto che tutti i vigili del fuoco salivano e ci dicevano fuori, fuori, fuori. Abbiamo preso e siamo scesi fuori, siamo stati un paio d'ore qua. Stanotte alle 4 sentivo gridare, urla e poi alle 4:30 hanno chiamato la polizia, la Croce Rossa, i carabinieri. C'è chi parla ma non vuole essere inquadrato, c'è chi racconta di come sia stato il comportamento insolito del proprio cane a metterla sull'avviso che qualcosa stava succedendo. Semplicemente ho sentito 2 botti forti, sono uscita in terrazzo per vedere se magari fosse caduto qualcosa, poi ho sentito confusione, sono venuta in terrazzo e ho visto tutto il bambarambà. In ultima analisi il comportamento dei condomini
vicini dello stabile, perlomeno quelli con cui siamo riusciti a scambiare qualche parola, sembra essere stato piuttosto composto, nonostante le operazioni di spegnimento non siano state una passeggiata per i vigili del fuoco, laddove pochi si sbilanciano sui rapporti fra la coppia i cui dissidi sono all'origine della, per fortuna, sfiorata tragedia. Sinceramente io non la conoscevo neanche, mai vista, anche se abita qua, io personalmente non l'avevo mai vista. E tornando in Veneto dal Friuli Venezia Giulia, torniamo sulla vicenda della bambina di 15 giorni, una neonata, anzi di appena 15 giorni, che ha rischiato di morire ustionata dal sole sulla spiaggia di Cortellazzo. Rivediamo questa storia perché può essere da monito per coloro che potrebbero fare lo stesso errore. Sentiamo. Due signore sono venute ad avvisare il bagnino mentre io sentivo che c'era questa bambina, verosimilmente una neonata, che loro giudicavano ustionata e che stava piangendo da diverse ore. È un pomeriggio torrido sulla spiaggia di Cortellazzo. Il dottor Serena, medico sociale dell'Omar Villorba Rugby, al mare assieme a 2 giocatori della squadra trevigiana, sente la conversazione e si precipita a vedere, trovando sotto l'ombrellone una neonata di 15 giorni gravemente ustionata dal sole. La famiglia dell'Est Europa e la comunicazione con i genitori è difficile. Ho cercato di spiegare che la condizione era piuttosto grave, in quanto si parla di una neonata di pochi giorni, e quindi il rischio poteva essere quello della disidratazione per perdita di fluidi dalla cute ustionata, e ho suggerito che andavano chiamati i soccorsi immediatamente, in quanto nel giro di poche ore, a mio avviso, poteva anche esserci un esito fatale per la bambina. In molti si sono preoccupati per la neonata. La mamma, forse impaurita, si è allontanata con la piccina. Nel giro di un minuto abbiamo dovuto prendere una decisione, che è stata quella subito appunto di chiamare il 118 di Jesolo e anche le forze dell'ordine per aiutarci, perché insomma si trattava di un minore e non potevamo fare altrimenti. Nel frattempo un altro rugbista pedina la donna per vedere dove va, in attesa dei soccorsi. Poco dopo arrivano sul posto gli operatori del 118 e le forze dell'ordine, che con molta delicatezza e umanità sono riusciti a interagire con questa madre, fargli capire che doveva affidarsi alle cure dei sanitari, e insomma siamo riusciti a recuperare la bambina. Per la gravità delle ustioni la neonata è stata trasportata all'ospedale di Padova, dove è tuttora ricoverata. L'appello del medico è quello di prestare la massima attenzione al sole e al caldo, soprattutto quando si tratta di bambini. L'importanza è stare attenti, perché un'isolazione di questo tipo su una neonata, a parte fare un esito fatale, può anche dare delle conseguenze a vita di tipo neurologico, e quindi anche il colpo di calore è un'altra. Non c'è solo l'ustione solare in sé per sé, ma c'è anche il colpo di calore che solo per la temperatura può provocare danni neurologici. E continuerà il gran caldo almeno fino a dopodomani, e ci sono tante persone che cercano refrigerio anche nei fiumi, e purtroppo a volte i fiumi sono delle trappole mortali, e abbiamo visto tanti casi di persone che hanno perso la vita. Sentiamo cosa ha detto a Daniela Sizia il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Sentiamo. Ci troviamo a Lovadina, siamo sul Piave, siamo anche alla vigilia di Ferragosto, quindi ovviamente qui la giornata di domani sarà piena di gente. Fra l'altro con il caldo di questi giorni la gente vorrà anche rinfrescarsi. Sindaco, ma lo vogliamo ricordare, qui c'è il divieto di balneazione. Sì. C'è il divieto di balneazione, ma non c'è il divieto di accesso al Piave, quindi una bella passeggiata in compagnia e anche, perché no, un picnic, certo che sì, siete i benvenuti sulle terre del Piave. Chiaro che però il picnic dovrebbe essere fatto nei luoghi adibiti. Noi abbiamo un'area attrezzata poco distante da qui siamo proprio sul greto del Piave, e fatalità siamo venuti qua e mi sono accorto che ci sono dei falò, per così dire creativi, e ricordiamo che anche i fuochi a terra sono vietati, per cui ecco, questo tipo di costruzioni meglio evitarle, insomma, è meglio andare nelle aree attrezzate. Poi capisco che sia suggestivo, perché guardate,
Mi spiace anche doverli distruggere perché sono fatti anche bene, c'è della perizia, però ecco, la perizia magari usatela per altro e non per venire al Piave a fare queste cose qua. Tra l'altro c'è quello che deve essere già preparato, quello lì in fondo, ce n'è un altro qua che invece è stato già utilizzato, vedo della cenere, quindi ne vedo un altro lì appena abbozzato, ma credo che se andiamo a vederci meglio, se ci addentriamo, mi sa che troviamo dell'altro, quindi ecco, evitiamo questo tipo di cose qua. Poi se ci si vuole bagnare e rilassare nell'acqua ci sono le piscine pubbliche dove c'è anche il bagnino e si rischia sicuramente meno, quindi dai. Ecco, Sindaco, ci saranno ovviamente i controlli, come già ci sono, per cercare anche di evitare, insomma, di trovarsi poi in situazioni gravi come quelle che abbiamo visto con gente che poi insomma, rischia di annegare nelle acque del Piave. Ma sicuramente i controlli ci saranno, però ecco, non è che dobbiamo avere una task force che vada più di dire venite al Piave, godetevi il Piave, però evitate di buttarvi in acqua perché i rischi sono tanti, tutto qua, poi... Insomma, la passeggiata ci mancherebbe altro che qualcuno la vieti, venite, anzi è meraviglioso, poi si sta bene, senti, è bello arieggiato anche, si sta proprio bene. Quindi... Sindaco, altra problematica che di solito c'è dopo il Ferragosto, ma poi ci sentiremo il giorno dopo, è non lasciate i rifiuti, non lasciate i sacchetti. Sì, venendo qua abbiamo trovato una ciabatta, dei sacchetti di patatine, un po' di roba, adesso li raccoglieremo, delle lattine di birra. Insomma sì, cerchiamo di mantenere puliti i luoghi che si frequentano, ma questo non solo per il Piave, tutti i luoghi che andremo ad occupare a Ferragosto, manteniamoli puliti, perché sapete bene che se tutti lordano il territorio poi dopo viene anche difficile riuscire a mantenerlo pulito, quindi prendete un sacchetto e portatevelo a casa, non è che ci voglia tanto. Sindaco, ultima domanda, le trasgressioni ovviamente vengono sanzionate? Ma in realtà sì, ma io vorrei non sanzionare. Adesso tra l'altro con l'abbandono di rifiuti c'è stato un aggravio, per cui attenzione perché pare si arrivi o c'è un progetto per far arrivare fino a 12.000 euro di sanzione, quindi io eviterei, ecco, è un consiglio quello che do. Però al netto di questo io credo che l'ambiente e il territorio vadano rispettati. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio meraviglioso, perché dobbiamo lordarlo per cosa? Poi insomma, portiamo a casa i rifiuti, siamo tutti felici e anche noi di non fare le sanzioni. Grazie davvero Sindaco. E andiamo a Padova dove c'è poca gente in questi giorni, anche se in Prato della Valle stanno continuando i preparativi in vista dei tradizionali fuochi che richiameranno molti turisti. In questo 14 di agosto allora abbiamo chiesto ai padovani cosa faranno per il giorno di Ferragosto. Sentiamo. Ferragosto mi trovo con amici. Cosa farà a Ferragosto? Penso vado con amici in montagna. Qual è la tradizione che di solito si fa a Ferragosto? Per lei intendo. Una grigliata con gli amici. La tradizione è di solito di passarla in vacanza insieme agli amici e fare delle cene di solito in spiaggia. E cosa c'è sulla tavola di Ferragosto? Spaghetti con le cozze. Comunque sì, a base di pesce ovviamente, tutto spaghetti a vongole, frittura, cozze, l'impeprata di cozze tradizionale. A Ferragosto andrò a trovare un parente a Verona, che mangiamo insieme di solito. E cosa c'è sulla tavola di Ferragosto? Ma di solito lui fa robe ai ferri. Rimango in città, quest'anno è andata così. Di solito dove vai invece? Al mare. Vado al mare, spero di andare al mare almeno, anche se probabilmente ci sarà coda al rientro, però magari partiamo prima, spero di andare al mare. Andrà con amici? Vado col mio ragazzo, sì, con loro e ci sono anche degli amici poi lì che ci aspettano. A Vicenza molti locali e negozi del centro storico saranno aperti a Ferragosto, i commercianti dicono ci sono molti più turisti rispetto al passato. Ferragosto siamo aperti, siamo qua per accogliere turisti vicentini, chi ha voglia di venire a farsi l'aperitivo in centro, la città c'è.
E così la città risponde per una settimana di Ferragosto popolata da turisti, italiani del Mordi e Fuggi, ma anche stranieri, che vede locali, bar e negozi del centro aperti molto più che in passato. E allora, proprio nel cuore dell'estate, molti esercizi pubblici hanno deciso di tenere alzate le saracinesche, scaglionando le attività. Secondo me è una settimana calda da tutti i punti di vista, perché io vedo tanti turisti che non vedevo negli anni passati e quindi credo che valga la pena anche di tenere i negozi aperti, anche per dare un servizio alla città. Parlo io personalmente. Ecco, io ho deciso, visto anche un bel momento di un bel turismo, di tenere aperto la settimana di Ferragosto. Tanti locali aperti, tanto turismo, vogliamo dare come sempre un bel servizio a chi viene a visitare la nostra città, come abbiamo sempre fatto anche negli anni precedenti. Quest'anno devo dire che rispetto all'anno scorso c'è un bellissimo afflusso di turisti, un po' da vari stati, tanti spagnoli, francesi, inglesi, svizzeri. Ho visto passare di tutto ed è molto bello. Centro vicentino più popolato e con aperture nel periodo del ponte che permettono di approfittare del mese anche per acquistare gli ultimi articoli estivi. Per Ferragosto insomma abbastanza movimentata, probabilmente anche perché da quando c'è l'università a Vicenza comunque tutta la città ne ha guadagnato, c'è più movimento, più locali, mentre rispetto a 10 anni fa è sicuramente migliorata la vita anche serale e notturna in città. Certamente non è come appunto 10 anni fa dove per 2 settimane centrali di agosto i negozi erano tutti chiusi. Sicuramente è cambiato molto, ecco, è meglio per l'utente. Sì, che ci sono un po' più persone, ci sono anche tanti turisti, ho notato, quindi c'è un bel flusso di persone, un bel via vai. Ecco. Aperture dei negozi anche? Anche apertura dei negozi, così gli ultimi saldi una persona ne può approfittare e comprarsi qualcosa. Vandalismi nel Nevegal, siamo a Belluno, sotto tiro la Dolomiti Skiline e probabilmente anche il suo piano di sviluppo del colle. Un quad vandalizzato con 4 tagli netti ai copertoni, una ispezione a sorpresa del personale dello Spisal in giornata festiva. Lorenzo Baldanello di We Love Nevegal afferma che i 2 episodi non sembrano essere collegati, ma il disappunto resta. Sta accadendo probabilmente che qualcuno non è contento di un progresso che si sta facendo in Nevegal. Non possiamo pensare altro, soprattutto il gesto del quad è stato un gesto un po' antipatico, diciamo così, e insomma non siamo molto contenti di questo tipo di atteggiamento. Se qualcuno ha qualcosa da dire, ci sono dei mezzi democratici per esprimerlo. Chi può avercela con la società che dallo scorso anno ha acquisito gli impianti e sta investendo per ridare nuova luce al colle? Di contrasti pare ce ne siano e di natura diversa e hanno contribuito a caricare il clima di elettricità, ma da qui ad attribuire responsabilità è presto. Intanto la società ha formalizzato una denuncia per il quad vandalizzato al comando dei Carabinieri di Belluno. Il mezzo si trovava vicino all'impianto in un'area accessibile e di passaggio. Non abbiamo un'idea precisa di chi potrebbe essere, possiamo avere forse dei sospetti, ma diciamo che come sempre non ci esprimiamo quando non abbiamo una certezza. Speriamo che le indagini portino comunque ad avere anche delle soluzioni, no, da questo punto di vista. Per quanto invece riguarda l'ispezione di domenica, ci teniamo sempre a chiarire che non siamo assolutamente contrari all'ispezione, ci mancherebbe, hanno fatto solo il loro lavoro e noi siamo assolutamente a disposizione delle autorità perché non c'è nulla da nascondere. Chiaramente se adesso faremo un accesso agli atti e vedremo appunto l'esposto, cercheremo di capire anche cosa è stato scritto e chi ha allertato i servizi, dal momento che non ci sono state sanzioni da questo punto di vista. La società dichiara di non temere alcuno, il piano di rilancio del colle va avanti e si comincia a ragionare sul progetto di un impianto a fune unico che possa collegare il Nevegal al Vittoriese. 2 le ipotesi al momento al vaglio, la salita diretta dal Lago Morto o l'arrivo o la salita dal Lago di Santa Croce. Entrambe contribuirebbero a togliere traffico dalla strada e anche dal piazzale, di recente punteggiato da stalli blu che hanno già fatto gridare allo scandalo. Servizio di Tiziana Bolognani, andiamo in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzaia e Italo Morao. State con noi perché parleremo anche di missionari veneti nel mondo tra pochissimo e poi avremo anche un collegamento con Claudio
Borgia vittima di body shaming via social e molto altro ancora, l'aggressione, il cagnolino che è stato sbranato da un lupo nelle campagne del Trevigiano. State con noi. Va la sigla e poi... Nuovo in diretta con Focus TG, vi dicevo che avremmo parlato anche dei nostri missionari e quindi saluto e ringrazio molto qui in studio padre Giuseppe Durante. Grazie padre Giuseppe. Padre Giuseppe partirà tra poco per la Colombia, è attualmente in Messico, è stato negli Stati Uniti, è stato ad Haiti 20 anni, per cui davvero una vita dedicata ai più deboli, ai più fragili, tra guerre, fame, immigrazione, insomma siamo purtroppo flagellati in tutto il mondo da problemi enormi e soprattutto le popolazioni più sfortunate. Grazie ancora padre Giuseppe, qual è il lavoro del missionario? Qual è il valore di una missione in un paese come per esempio Haiti? Il valore è testimoniare che questa povera gente non è sola, che c'è la solidarietà delle persone che possono aiutare. Noi in Haiti abbiamo fatto una grande scuola, attualmente sono 1000 bambini che nonostante la situazione di violenza e instabilità che c'è possono andare a scuola. Abbiamo fatto una grande clinica dove ogni giorno ci sono 200-300 persone che possono avere l'assistenza medica e questo è un po' il nostro lavoro, cioè cercare di aiutare questa gente a vivere un po' meglio e essere più felici. Lavoro preziosissimo. Lei è di Biadene, da quando ha iniziato diciamo ad io occuparsi? Da 52 anni sono in giro per il mondo, ho passato i miei primi 10 anni in Canada tra gli emigrati italiani a Montreal e Toronto e dopo sono stato a Chicago per altri 6 anni, sempre nelle nostre comunità italiane e dopo sono partito per Haiti dove ho passato 21 anni in Haiti con questo lavoro più a contatto con la povertà, la miseria, la violenza di questa gente. Noi facciamo la nostra piccola parte con Mirella Tuzzato la mattina con Sveglia Veneti, una volta si chiamava I Veneti schiacciati dalla crisi proprio per aiutare le persone più bisognose. C'è tanta violenza, c'è tanta aggressività ormai in tutto il pianeta via social e sono presi di mira dagli haters anche i politici, vittima di body shaming. Il presidente provinciale di Fratelli d'Italia a Treviso, Claudio Borgia, che vedo collegato. Presidente, buongiorno. Buongiorno, mi lasci salutare padre Durante, lo abbraccio, ho sempre sentito parlare insomma, di lui, cittadino montebellunese, per cui insomma è un orgoglio per tutti noi, quindi lo saluto, lo ringrazio e lo abbraccio. È vero, grazie. Grazie Borgia, una vita dedicata agli altri in situazioni a volte anche drammatiche. Borgia, io sono rimasto veramente colpito da questa storia di attacchi che lei ha subito, che sta subendo via social. Mi pare che abbia poi anche replicato, ecco, questi sono gli attacchi e ci sono anche le sue, lei ha postato anche delle risposte, Sì, certo. Guardi, io dico subito che questo post non lo faccio, come dire, per raccontare che sono vittima di body shaming, assolutamente, anche perché, guardi,
ormai sono abituato, questi sono messaggi che ho raccolto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è una cosa che succede molto spesso, però io sono fortunato perché ho una corazza molto spessa, vengo da un quartiere popolare dove ho imparato subito, come dire, a difendermi e a non farmi mettere i piedi in testa, per cui, come dire, non mi toccano questi commenti. Io lo faccio soprattutto per i tanti ragazzi, ho avuto modo di confrontarmi con alcune famiglie che subiscono una violenza verbale, che subiscono bullismo, che vengono presi in giro e che si rinchiudono dentro casa. Allora voglio dare voce a loro perché ho la fortuna, come dire, di essere seguito da tante persone, le ringrazio. Le tante persone che mi hanno mandato dei messaggi di solidarietà, ma non era questo l'obiettivo, non era questa la finalità. Io volevo dare voce, volevo essere un esempio positivo e incoraggiare i tanti ragazzi che, come dicevo prima, appunto si chiudono dentro casa e che non riescono a superare gli insulti, perché è questo quello che mi preme. Per cui a loro voglio dire che devono impegnarsi, devono andare oltre impegnarsi nelle proprie passioni, che devono andare oltre gli insulti, che le persone non vengono, il valore delle persone non viene stabilito dai chili che uno ha, e devono cercare di come dire, non ascoltare tutti questi attacchi, anche perché molto spesso, lo dico anche nel post, gli stessi che si nascondono dietro uno schermo, no? E che comodamente dalla stanza di casa propria scrivono questi commenti talvolta infamanti, sono gli stessi che poi trovi in piazza, che a debita distanza ti salutano calorosamente, no? C'è una bellissima parola in Veneto che li definisce tutti: sono dei porigrami, questo sono. E quindi dei porigrami non bisogna, come dire, farsi come dire, essere dispiaciuti, no? Dei commenti di questi non bisogna essere dispiaciuti, bisogna cercare di andare oltre e di impegnarsi sulle, come dicevo appunto prima, sulle passioni, sulle idee, sulle proposte che ognuno vuole fare, sulla propria vita, e rinchiudersi non serve a niente. Io da amministratore locale, lei lo sa benissimo perché ne abbiamo parlato tante volte, ho cercato di affrontare questo tema, abbiamo fatto tantissimo, abbiamo fatto progetti educativi nelle scuole sul tema del rispetto, dell'affettività. Abbiamo contrastato i bulli sugli autobus scolastici, mandandoli, no, a lezione nelle associazioni sportive di valori, di educazione, e abbiamo fatto i venerdì in famiglia, no, coinvolgendo le famiglie, facendo parlare psicoterapeuti, psicologi, professionisti del settore, insegnanti, insomma, per cercare di condividere, no, questo che è un problema oggi sociale. Io ho voluto solo dare voce a tutte queste persone, ho voluto metterci la faccia come faccio sempre, sicuramente arriverà qualche critica, ma come dicevo prima non mi tange. Se grazie a questo post, a questi messaggi, riuscirò a convincere uno dei tanti ragazzi o a smettere di scrivere, no, di insultare, o dall'altro lato a farli uscire dalla propria camera e a fargli capire che non si devono vergognare del proprio aspetto fisico, certo, allora avrò fatto il mio, e questa battaglia di civiltà avrà senso. Non c'è dubbio. Claudio Borgia, davvero molti complimenti per questa iniziativa. Aggiungerei che questi vigliacchi, perché si tratta di codardi alla tastiera, che poi, come lei diceva, magari ti salutano in piazza facendo finta di niente, dovrebbero essere identificati dalla polizia postale e perseguiti, perché qui siamo nella diffamazione. Allora, se noi sbagliamo una virgola veniamo querelati per diffamazione. Questi possono fare dei danni spaventosi, anche indurre dei loro coetanei al suicidio, perché questo è già successo, e sono liberi come l'aria. Su questo bisogna veramente mettere la parola fine. Grazie Claudio Borgia. Grazie a lei, direttore, sempre gentilissimo, e so che su questi temi è sempre molto attento e vicino. Grazie, a presto Claudio Borgia, che è spesso ospite di Focus. Padre Giuseppe, diciamo, oggi la violenza viene esercitata anche in questo modo, non soltanto fisicamente. Lei ha lavorato e è operativo in paesi dove la violenza all'ordine
del giorno, la segregazione, la sopraffazione, l'intolleranza, però questa è la violenza via computer è veramente dannosissima. Certo, io non sono molto esperto in questo campo, però sì, ho vissuto in una società, come dicevo prima, per 20 anni in Haiti, dove c'è una violenza fisica e molte volte andando in città vedevo cadaveri lungo le strade dove non c'è il rispetto della vita umana. E anche adesso in Messico, il Messico è un paese abbastanza prospero, però c'è questa violenza del narcotraffico, come lo chiamano lì, e ci sono molti casi anche a Guadalajara, dove vivo adesso, dove ci sono molti che lì li chiamano desaparecido, giovani che spariscono e non si sa, le famiglie non sanno, le mamme non sanno dove sono e magari dopo mesi li trovano morti in queste fosse comuni, e non è un fenomeno isolato, sono migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di giovani in Messico che soffrono di questa situazione. È vero, quello del narcotraffico e anche della violenza dei trafficanti di droga è diciamo un aspetto spaventoso del Messico. Anche la Colombia, dove lei andrà, è un paese da questo punto di vista, diciamo... In questo momento un po' meno, dalle informazioni che io ho, però sì, il Messico in questo momento è il paese più violento, dicono che è il paese dove ci sono più morti per violenza nel mondo. Davvero, grazie Don Giuseppe per queste testimonianze. Di quali aiuti si può avvalere una missione all'estero? Cioè chi è che chi la sostiene? Come vi sostenete anche Noi siamo parte dell'istituzione della Chiesa. Io personalmente appartengo a una congregazione religiosa che si chiama Padri Scalabriniani, per questo ho passato la maggior parte della mia vita tra le comunità italiane, perché il nostro lavoro è soprattutto tra gli emigrati italiani, però in questo momento stiamo lavorando molto con gli emigrati dell'America centrale, dal Messico, che vanno negli Stati Uniti. Un problema molto grande oggi, sono centinaia di migliaia di ragazzi, di famiglie che cercano di attraversare il Messico per andare nel confine con gli Stati Uniti, sperando di attraversare il confine, anche dove mi trovo in questo momento a Guadalajara. Noi abbiamo una casa dove accogliamo gli emigrati, che ogni settimana ci sono 2 aerei che sono rimpatriati nel loro paese, nel Messico. Perché la linea del governo, diciamo, della Casa Bianca di Donald Trump è durissima, delle deportazioni, no? Esattamente. Vanno a prendere proprio i migrati e li caricano sui cellulari e poi li portano all'aeroporto e li rimandano in Messico. È una situazione che ovviamente crea grande tensione e grandi polemiche. Adesso lì c'è un muro tra il Messico e gli Stati Uniti, lo ha fatto erigere il presidente Trump, l'ha fatto anche rinforzare, ci sono militari che sparano a vista, però a quanto pare, passando da una storia all'altra, non c'è niente da fare quando arrivano i lupi sul nostro territorio, perché è successo proprio in questi giorni, anzi l'altra sera a Farra di Soligo un cagnolino è stato sbranato da un lupo e quindi c'è molta preoccupazione. Andiamo in diretta da Christian Arboe.
Sì, direttore, dicevi bene, un cagnolino maltese di 6 kg sbranato da un lupo, forse più lupi, perché questo è il dubbio, ma forse una cauta certezza in queste ore. Più lupi si stanno aggirando qui a Farra di Soligo. Noi siamo con il sindaco Mattia Perencini in via Callonga, nella parte bassa, mi corregga se sbaglio sindaco, di Col San Martino. Qui in questa zona la notte scorsa è stato sbranato questo maltese di 6 kg. Alle 3:30 è uscito il proprietario, la proprietaria ha aperto la porta di casa perché l'animale potesse andare a espletare i propri bisogni, come faceva ormai da anni, un cagnolino anche anziano, e appunto in pochi attimi è stato sbranato da un lupo. La proprietaria ha sentito il frastuono e poi questi animali di fatto fuggire tra i vigneti che vedete alle spalle del sindaco. Più segnalazioni si sono poi susseguite, sindaco Perencini. Sì, le segnalazioni sono state diverse, tra l'altro proprio nelle ultime ore, dopo anche l'avviso che ho dato io alla popolazione di prestare attenzione e di segnalare questo caso, perché di fatto il lupo è venuto a prendersi il cane proprio davanti alla porta di casa, e questo è la cosa più preoccupante, che ha destato preoccupazione a me ma a tutta la popolazione. Ecco, qui siamo in via Callonga, è un agglomerato di case a ridosso dei vigneti, quindi parliamo di cortili per lo più aperti, e ce ne sono tanti per ovvie ragioni in questo territorio. Sì, questo qui è comunque una zona abitata, centro urbano, siamo comunque a ridosso anche dei vigneti, del resto qui questo è il sito, proprio alle mie spalle c'è anche il corso d'acqua del torrente. Ambiente, se si vuole, anche per certi aspetti naturale, che entra all'interno del centro abitato. Ecco, lei poi ieri sera ha emanato questo avviso di fare attenzione, di tenere gli animali in casa, di non mettere il rifiuto organico fuori nei giardini, questo per non attirare appunto i lupi. Dicevamo, probabilmente c'è un branco in azione. Se torna a colpire, che cosa accadrà? Qual è la sua richiesta? Beh, allora, adesso stiamo facendo le verifiche e capendo anche le segnalazioni e da dove arrivano e qual è la zona poi interessata, perché comunque la zona interessata è questa, la parte bassa di Col San Martino, dove ho avuto più segnalazioni. È chiaro che, essendo in un contesto urbano, dovesse succedere ancora, qui bisogna prendere dei provvedimenti. Io non posso pensare di uscire la sera e di trovarmi un lupo o più lupi davanti alla porta di casa, questo assolutamente no, e è da evitare. Chiede l'abbattimento. Se dovessero esserci situazioni di questo tipo ancora, o lo spostamento o altre soluzioni, perché non posso pensare di avere i lupi davanti alla porta di casa, questo no. Messaggio forte e chiaro, grazie sindaco Mattia Perencini. Per il momento da via Callonga a Col San Martino è tutto. Direttore, con Simone Merlo, a te la linea. Grazie Cristian, bisogna fare molta attenzione. Allora adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo da padre Giuseppe Durante, oggi missionario in Messico. A tra poco, state con noi. In diretta con Focus TG e siamo in compagnia di padre Giuseppe Durante, missionario da tantissimi anni in parecchi paesi in difficoltà, davvero 50 anni al servizio degli altri, anzi dei più deboli. Dicevamo prima, Don Giuseppe, la questione anche energetica, no? Le difficoltà nel reperire fonti energetiche e si fa di necessità virtù delle volte, no? Certo, un paese come Haiti non c'è l'elettricità, quindi dobbiamo noi provvedere. Io avevo un grande generatore, però i costi non sono a portata certo delle nostre possibilità, quindi abbiamo cercato di ovviare a questa situazione anche importando qui da Conegliano delle cucine solari dove la gente può cucinare, perché il grande problema lì è la deforestazione. Haiti è un paese dove la deforestazione presenta un problema, e per questo abbiamo cercato di insegnare alla gente come si può
usare l'energia solare per provvedere alle necessità fondamentali come cucinare il cibo. Straordinario. E a proposito di energia solare, vediamo cosa sta succedendo a Rosà. C'è uno scontro anche politico su un grandissimo impianto agrivoltaico che potrebbe sorgere nelle campagne a sud di Bassano, un progetto da 730.000 metri quadrati. Siamo a Rosà per tornare sull'argomento del progetto dell'impianto agrivoltaico che tanto sta facendo discutere, un impianto da 73 ettari, quindi enorme, che insomma ha fatto sollevare però anche molte voci contrarie. La novità qual è? La novità è che il Comune si è espresso ufficialmente opponendosi anche nei confronti della Regione. Chiediamo conferma a Paolo Bordignon, vice sindaco di Rosà, che insomma ha anche una lunga esperienza da primo cittadino qui. È così, questo insomma è un po' un punto fermo che avete messo. Sì, l'area è ben conosciuta, io tra le altre cose abito a 100 metri, per cui sono in primis ad affrontare questo tema. Diciamo che la normativa prevede che sia la Regione Veneto con l'ufficio via valutazione impatto ambientale a definire, avere in mano tutta l'iter fino all'aggiudicazione se verrà fatto o meno. La normativa è qui naturalmente. Faccio anche un passaggio politico, è voluto da tutti, in particolar modo dai Verdi, per cui il green lo vogliono tutti, per cui la normativa e l'intervento che ha chiesto la ditta proponente è a norma. Naturalmente sull'area ci sono sull'area c'è in particolar modo dei vincoli ben precisi, vincoli urbanistici, soprattutto area speciale a parco, e qui sulla prima richiesta fatta dalla Regione Veneto abbiamo risposto che l'area praticamente è soggetta a una normativa regionale che riguarda area relativa ai parchi, per cui normativa relativa ai parchi che i proponenti non l'avevano evidenziata. Dopodiché naturalmente c'è tutto un passaggio ambientale, perché la via regionale valuta sull'aspetto urbanistico ma vale anche l'aspetto ambientale. Aspetto ambientale che, come sappiamo, ha già avuto un percorso ben importante in paese, soprattutto a Travettore, è stato fatto anche un referendum e il Comune di Rosà, abbiamo già detto, ha espresso parere contrario. Siamo contrari al fatto dell'insediamento di questo impianto, un impianto molto importante e molto grande, ma siamo veramente contrari. Dopodiché abbiamo informato sia i nostri referenti a livello nazionale che a livello locale e regionale, di cui abbiamo soprattutto con l'assessore Lanzarin abbiamo avuto già un primo incontro e anche lei si è data da fare perché quest'area sia salvaguardata. Va anche detto però che non è che siete contrari, come è ovvio, in assoluto al green, però non in questi termini. Diremmo che come tutti i comitati sono a favore del green, chi non è a favore del green in questo momento, ma soprattutto in casa degli altri, soprattutto un impianto così importante a ridosso di un paese credo sia insostenibile. Prossimi passaggi quali sono? I passaggi li detta la via regionale, per cui abbiamo già risposto la prima volta con il CDU, naturalmente il certificato di destinazione urbanistica, naturalmente evidenziando che è un'area speciale a parco. I prossimi passaggi sono dettati ancora dalla via regionale, per cui dovremo stare ai dettami della via regionale. Naturalmente su questo noi ci siamo già mossi e come giunta abbiamo già deliberato di avvalersi di un avvocato esperto in materia per poter far fronte a tutte queste richieste. Grazie a Paolo Bordignon, vice sindaco di Rosà, e naturalmente continueremo a seguire questa vicenda. Grazie a Federico Fosetti. Questo grande impianto verrebbe realizzato in un parco rurale a ridosso del paese, quindi per questo le proteste. Padre Durante, ad Haiti sarebbero ben contenti di avere una... Certo. risolverebbero la situazione della mancanza di energia. Padre Durante, grazie per essere stato con noi. Davvero, io spero di poter... Lei adesso sarà in Veneto fino al 16, poi tornerà all'estero. Magari ci colleghiamo da remoto. Bene, grazie. Mi farebbe veramente piacere sentire altre... tutto quello che lei sta facendo in questi paesi che sono in preda a grandissimi problemi. Grazie. Grazie Padre Duarte. Grazie. Allora chiudiamo qui questa edizione, non c'è Focus la sera, ve lo ricordo, perché riprenderemo lunedì 18, quindi grazie ai nostri registi Mattia Pizzaia, Italo Morao, e buona giornata, arrivederci.